Subito Maria Pintore, come rientriamo in quest'ultima mezz'ora di lunedì. Scusa Maria l'attesa, ma dovevamo andare per forza in pubblicità, avevamo il cluster a ridosso. Buongiorno Maria. Buongiorno Diletta Maria, ben trovata. Buongiorno Presidente, ben Abbiamo trovati. 2 minuti per parlare della notizia della quale appunto ci racconterai, che apre questa settimana. Intanto mi fai gli auguri perché oggi è il mio compleanno. Auguri! Allora ci devi dire quante primavere. No, allora andiamo a prendere roba da bere al bar e offri tu, segniamo sul tuo conto. Dai. Guarda, le primavere sono fra i 18 e i 60. Molto bene. Mi sembra che un po' bella larga risposta propositiva. Sei sempre c'è più un range fantasiosa. un po' largo. Dai Maria, andiamo al dunque Maria, subito. Allora, ve l'ho accennato avantieri, venerdì se non ricordo male, Sì. ma adesso il Festival delle Cozze è entrato nel pieno, per cui questo prodotto tipico della gastronomia locale, questo prodotto di eccellenza dell'economia locale, perché non dimentichiamo che uno dei prodotti tipici non solo della Gallura ma di Olbia nello specifico, la cozza di Olbia è un prodotto certificato, è un prodotto che ormai gira il mondo come prodotto DOP, quindi ha tutte le sue caratteristiche precise. In questo periodo dell'anno, ormai da qualche anno, viene festeggiata la cozza, come mangiandola, ovviamente questa è la liaison più normale. Ci sono varie tipologie di cozze, quindi bisogna stare attenti. Questa è il mitile, quello che si mangia. Sì, giusto? certo, assolutamente Okay. sì, che non facciamo scherzi, No, assolutamente. basta essere precisi nella vita, Okay. poi. La formula per festeggiare la cozza qui ad Olbia è sempre la stessa, ormai collaudata. Si parla molto di cozza, ma si assaggia molto di cozza, quindi 20 ristoranti del territorio che si sono consorziati in questo senso, impegnandosi a valorizzare questo prodotto dal gusto particolare, che viene cucinato e che viene offerto in 1000 maniere, utilizzando sempre più spesso ricette che arrivano dal passato. Quest'anno, oltre al buon gusto, quindi al sapore delle cozze, si aggiunge anche il sapore del vino tipico del territorio, e parlo del vermentino, quindi le strade del vermentino di Gallura che si incontrano con le vie del mare che portano le cozze. Sarà questo fragrante nettare del Signore veramente ad accompagnare, che dici bene. È veramente un nettare ad accompagnare i piatti preparati da questi 20 ristoranti. I prezzi sono ovviamente uguali, il menù a base di cozze è uguale, almeno come prezzo, in tutti e 20 i ristoranti. Si può godere di questo prodotto meraviglioso in 1000 salse, accompagnato da buon vino. Questo fino al 13 luglio prossimo. Non perdete fino alla occasione, fine dei venite da noi, mondiali. gustate Quindi le cozze. se l'Italia vince andiamo a mangiarci un'impepata di cozze, Presidente, che non ce la toglie nessuno. A me Grazie Maria. Grazie Maria. E auguri nuovamente per il tuo genitliaco. Buon compleanno. Grazie. Ciao, Grazie, un bacione a genitliaco, voi, a ragazzi. presto. Manco Ciao. il mio trisnonno avrebbe detto questo termine, genitliaco, che non usa più nessuno. Carta d'identità dell'ospite che è già qui da qualche minuto in attesa appunto di poterlo conoscere. Andiamo a capire. Nome: Antonello. cognome: Carta. data di nascita: 27 professione: 1953. Impiegato. Bravo. Segni particolari: Donatore da donatore, Serie A. non perché gli Da piace Serie A. regalare al prossimo quello che ha vicino a se stesso, ma perché parliamo ovviamente del presidente dell'Avis regionale. Antonello, buongiorno. Buongiorno Antonello. E grazie per aver accettato Ben il nostro trovato. invito. Parlare di questo tema è sempre molto importante, perché soprattutto in Sardegna c'è una carenza di sangue che ha e chiede a chi può donare un contributo sempre più massiccio. Intanto grazie, bentrovati, e grazie a nome di tutti i donatori di questa opportunità e a nome dell'Avis di questo spazio. Certamente, Matteo, hai già introdotto l'argomento. Siamo una regione carente. Purtroppo sì. Abbiamo delle situazioni contingenti. Non siamo un popolo poco generoso, anzi lo siamo ampiamente generoso. Scontiamo una circostanza che è legata alla presenza di tante persone affette da talassemia che hanno necessità di un numero di trasfusioni sicuramente maggiore rispetto a quella che può essere la media, che definisce un territorio autosufficiente per la necessità legata alle trasfusioni e a qualunque altra circostanza. Quindi noi dobbiamo essere più generosi, più presenti, più attivi, più concreti, più coinvolgenti e più convincenti anche di altre regioni, e questo noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo. E c'è ovviamente anche la volontà di farlo, e si trovano anche attraverso la pubblicità delle forme per poterlo fare, perché io mi ricordo uno spot di qualche tempo fa vostro che era abbastanza, anzi molto convincente, no? L'abbiamo ripetuto l'anno scorso, l'abbiamo ripetuto
soprattutto qualche anno fa, è uno spot che ci ha messo a disposizione Avis Nazionale. Chiedo alla regia se lo troviamo magari da qualche parte, sì. Magari può passare sicuramente. Sì, lo possiamo anche mettere. Speriamo di riuscire ad avere questa presenza di memoria e di coinvolgimento anche quest'anno. Cercheremo di trovare il modo di poter essere presente anche in questo periodo, perché i mesi di luglio e agosto storicamente sono dei mesi che hanno un'oggettiva delicatezza, e quindi noi... Perché tra incidenti tra qualche l'afflusso e il numero di persone che aumenta, qualche certo. circostanza esterna che può essere determinante, qualche donatore che magari prende qualche giorno di ferie, e noi preghiamo tutti i donatori di effettuare una donazione quantomeno prima di andare in ferie, e quindi questo durante l'estate è un fenomeno, è una rilevazione che viene assicurata su tutto il territorio. C'è una flessione oggettivamente comprensibile. Devo dire la verità, negli ultimi anni Avis regionale, tutta la rete associativa dell'Avis, le Avis comunali, le Avis provinciali, quelle che fanno raccolta diretta, Sassari, Cagliari, e tutte le Avis comunali, insomma, poi noi facciamo un'attività di coordinamento, abbiamo poco merito, devo dire la verità, in questo come Avis regionale. Il merito va tutto alle Avis comunali e alle Avis provinciali che esercitano questa attività sul territorio. Negli ultimi anni, devo dire la verità, abbiamo raggiunto e superato anche il parametro, diciamo, degli altri mesi, quindi si è riusciti un po', passatemi il termine, a spalmare quello che può essere la raccolta dei mesi precedenti ai successivi a luglio-agosto, in maniera che si raggiungesse un parametro assolutamente soddisfacente anche per questo periodo. La domanda che ti faccio è qual è il retaggio culturale che magari impedisce di avere un numero importante di donatori di sangue, perché poi alla fine non è che possono tutti, devi avere anche un fisico che te lo permette, no? Assolutamente, tutte le persone in buona salute, teoricamente tra i 18 e i 65 anni. Quindi che ho 68 anni, una domanda. Lei può stare tranquillo. Dipenderebbe dal giudizio del medico, Presidente, nel suo caso. Allora perché, Antonello tranquillo che il medico direbbe stai a casa. Il medico effettua un'anamnesi e quindi stabilisce se è nelle condizioni di poter effettuare un salasso oppure no. Quindi è un giudizio tecnicamente riservato alla struttura medica, secondo dei parametri e dei protocolli molto, molto precisi che stabilisce, appunto, normati per legge. Sì. E quindi sotto questo aspetto, diciamo, l'associazione non può far altro che cercare di convincere una persona ad avvicinarsi alla donazione. Però non può essere versamento. Non può giustamente andare oltre, il suo compito finisce lì. Sì. Tornando un po' alla domanda di Matteo, l'associazione, voglio dire, deve esercitare tutta la sua azione di convincimento e di coinvolgimento in ogni ambito, sicuramente nell'ambito scolastico, sicuramente nell'ambito giovanile, sicuramente in tutti quegli ambiti in cui sarà banale, ma spesso riscontriamo che manca anche la conoscenza di un semplice dato. Anche i militari sono coinvolti. Assolutamente. Abbiamo un rapporto splendido con la Brigata Sassari, abbiamo un rapporto continuo con la Guardia di Finanza, i Carabinieri ci hanno aiutato facendo una raccolta di recente nella loro sede di Via Sonnino, quindi c'è un rapporto continuo. Noi dobbiamo avere la capacità di dare continuità a questo rapporto, come diceva Matteo, perché noi le 108.000, 107.000 unità di sangue che servono tutti gli anni per tutte le necessità sono servite nel 2013, serviranno nel 2014, servono nel 2014 e serviranno anche nel 2015. Noi siamo arrivati come sistema generale, perché noi siamo il braccio operativo del sistema trasfusionale, certo, a consegnare e a raccogliere circa 79.000 unità di sangue, quindi la differenza tra le 79-80.000 unità di sangue raccolte e le 107-108.000 che servono è presto fatta. Noi manchiamo di circa ancora diverse e decine di migliaia di donazioni. E lì dobbiamo lavorare noi, dobbiamo lavorare nelle scuole, così come abbiamo fatto in questi anni, continuare ad essere presenti, perché anche questo semplice dato che a noi sembra banalmente, come dire, essere a conoscenza di tutti, spesso sfugge. No, i dati sono fondamentali per rendersi conto delle difficoltà e di quanto ci sia bisogno di insistere per questa pratica. Poi diciamolo, chi va a donare il sangue innanzitutto quando esce si sente meglio, ma per due motivi, credo, interpreto.
non l'ho mai fatto, sono il primo a dirlo e non l'ho mai fatto. 6 anni Lei è donatore stato di 6 anni sangue, donatore di sì, sangue. Io non l'ho mai donatore di fatto sangue. e in effetti non costa molto. Il primo motivo per il quale esci soddisfatto e più felice è perché sai che quel sangue che hai dato farà bene a qualcuno che ne ha bisogno. E il secondo perché ci sono delle colazioni, ma delle colazioni esagerate, cioè uno esce da lì che si è mangiato anche il secondo bar, non il primo che ha incontrato. Però no, diciamolo, è vero. c'è un'altra cosa più importante. Sì, ho capito. Sai quale? La terza, allora, dai. Sì, la terza, che potrebbe essere la prima. Ti Sentiamo. permette di avere il quadro clinico. Sì, perché ti tieni attraverso sotto controllo. Ed è una cosa E lo fai- meravigliosa. E lo fai Dico bene? gratuitamente. E lo fai gratuitamente. Hai un check-up Esatto. gratuito. Ed è molto che importante. non è da Posso sottovalutare. dire, il Presidente ha già un'esperienza. Sì, Matteo, sì. voi siete due donatori perfetti, come dire, tecnicamente, come comunicazione, ma lo fate per professione, qui non c'era dubbio, ma soprattutto come intendimenti, quindi siete veramente due testimonial che oggi state interpretando al meglio il vostro ruolo. Abbiamo una maglietta lui rossa, io più o meno blu. Quindi Forza Cagliari, A parte Forza Cagliari, sempre. ma diciamo perché che anche il sangue si tinge di rosso. rappresentiamo sangue e vene in questo caso, i colori. È vero, ma rosso, come diceva Matteo, parlo da donatore, se mi permettete, Sì, insomma, prego. nel mio piccolo è veramente così. È un qualche cosa che non costa niente, Esatto. che fa piacere fare, che dà certo un po' di soddisfazione nella misura in cui uno è consapevole di aver fatto una buona azione. Se posso come dire, fare un piccolo paragone, un Boy Scout quando aiuta ad attraversare almeno Certo. l'immagine Immaginario è quello, di questa, certo, è vero. quando aiuta ad attraversare una vecchietta ha fatto una buona azione e niente di più. Quindi io credo, parlo per me, non voglio togliere niente ai donatori, li ringrazio tutti uno per uno dal primo all'ultimo. I nostri Quanti sono in 32.000 donatori abituali, 32.000 donatori abituali che ancora in attività di esercizio, quindi negli anni poi sono stati ancora molti di più, hanno Sì. attraversato momenti storici, bombardamenti È vero. su Cagliari. L'associazione ha avuto il riconoscimento della medaglia di bronzo al lavoro civile per quello che i donatori hanno fatto È in vero, occasione dei verissimo, bombardamenti su sì. Cagliari nel 43, quindi ci sono anche dei riferimenti storici molto. Le cosiddette medaglie. Le facciamo, Partecipavo. l'abbiamo fatto, le cerimonie. lo cito e non voglio togliere niente a nessuno perché noi siamo 166 realtà comunali, però Sì. ieri eravamo a riconoscere questo piccolo merito ai donatori di San Rocco, una settimana fa eravamo a Cagliari, 15 giorni a Mogoro, quindi la rete associativa è veramente ampia, siamo praticamente presenti in quasi tutti i comuni o in molti comuni della Sardegna, dobbiamo cercare ed è nato tutto da Cagliari questo fenomeno, nel 34, nel 33, nel 34. Durante il fascismo, sì. Esatto, è vero. un medico che era il dottor Fois, penso sull'esempio di quello e sull'appello di quello che fu di Avis Nazionale di costituire l'Avis in Sardegna. Quindi in 80 anni di storia arrivare da 1 a 166 realtà comunali, qualche passetto avanti si è fatto. Quindi. Assolutamente. Sì, sì. L'appello che facciamo anche noi questa mattina è: se siete in grado fisicamente di poter donare il vostro sangue per tutti e tre e anche i 33 o 32.000 motivi buoni che ci sono, fatelo, andate in un centro Avis di Cagliari, della vostra città, del vostro paese, informatevi e vedrete anche quanto, da un punto di vista, come diceva il Presidente Mameli, del check-up legato alla vostra persona Sì, sì. ne guadagnerete, perché evidentemente è sotto controllo e gratis, che ripeto in questo periodo non è una cosa da sottovalutare. Chiedo alla regia, anzi dico alla regia, facciamo un cambio tecnico, facciamo ora la telefonata per l'anniversario, così almeno riusciamo a chiudere anche questo capitolo, se no poi ce la portiamo dietro fino alla fine e rischiamo magari di dimenticarcela un attimino. Scusami Antonello, perché nel frattempo noi uniamo anche un po' di tasselli che nel corso della puntata ci vengono messi sottoposti, certo. ci vengono sottoposti e messi davanti, insomma, ecco. Allora vediamo un po' se riusciamo a raggiungere Barbara per il secondo anniversario di matrimonio, caro Presidente. Sì, Lei che di matrimonio è espertissimo proprio. Faccio i comizi e matrimoni. Ne ha celebrati? Sì, Da- una quarantina quando ero assessore. Da assessore. Pronto? Pronto? Barbara, buongiorno. Buongiorno, Barbara. Siamo i due di Venturi. Tu sei una venturiana come noi o una nuova adepta? Cioè ci segui o è la prima volta che ci senti? No, vi seguo sempre, mica la prima volta. Allora è di per questo casa. motivo in È più di casa. gli auguri di un buon anniversario di matrimonio certo. ci vengono semplici, ma sarebbe stato lo stesso anche se non ci avessi mai seguito. 2 anni di matrimonio mi sembra abbastanza giovane la coppia. Come va? Grazie.
Come va? Dico dopo 2 anni. Bene. Tutto a Trionfa posto. sempre l'amore, vero? Avete già dato frutto al vostro amore e quindi prodotto un erede? Sì, Sofia. Sofia, Oh, che bel molto nome. bene Sofia. La mia nipotina è nata Meraviglioso ieri, nome, Sofia. meravigliosa bimba, assolutamente. Carla voleva farti gli auguri, ma anche noi come al solito. Un abbraccio grosso di cuore. C'è una cenetta che prevede un lume di candela tra te e tuo marito per riscoprire un po' quello che era la sensazione del fidanzamento, oppure ormai non si fanno No, più? festeggiamo un altro giorno, oggi non è possibile perché Vabbè, lui che oggi è lavora. il giorno di lavoro. L'importante però è festeggiare e non dimenticarsi che quando si è sposati si è stati anche fidanzati, e quando ci sono piccoli momenti per prendere un po' di tempo per se stessi bisogna prenderseli, se no si rischia poi andando avanti che Certo. magari... Va bene, un abbraccio, un bacio Di a nuovo Sofia. copiosi saluti e auguri. Se non sbaglio sei Grazie. al mare, Barbara, vero? Al No, mare? sono rientrata perché c'era un po' di vento. con Ah, la ok, macchina, no, ma non perché lo sapessi, perché mi sembrava di aver sentito in sottofondo Senti il mare? la Sofia in questione schiamazzare, o Per sbaglio? carità, io non sento il mare. No, Fammelo sentire. vuole entrare in bagno, è questo. Ah, vuole ecco. entrare d'acqua. Allora lasciamo andare in bagno Sofia, che è meglio, perché quando urge. Sì, per carità. Ciao Barbara. Ciao di nuovo, Grazie, tanti auguri. ciao. Come si Ciao, chiama cara. tuo marito, Barbara? L'ultima cosa. Massimo. Va Massimo, bene, bel tanti nome, baci anche a ciao. Massimo, perché sennò sembra sempre che i mariti non continuano nulla. Ha ragione, Ciao, sarà grazie anche a lavoro. Carla per questa Grazie. segnalazione. Ciao, a presto. Ciao. 391 414 2741. Se avete anche voi compleanni, anniversari, qualunque cosa che vogliate poi farci sapere, noi due siamo pronti a interpretarla per voi. Quindi Stai scherzando? siamo Siamo qui. i protagonisti. Bravissimo, di questo. caro il mio Venturiano, Grazie, che arriva da amico. Venturio, il nuovo pianeta. Io devo andarmene fra Sì, poco. lei se ne va dopo la pubblicità, quindi io la saluto, la ringrazio. Ci vediamo domani Ci vediamo mattina. domani mattina alle Devo 8. registrare una Bravo, trasmissione sportiva. mi lascia Buon fortunatamente lavoro. spazio Grazie, libero. caro amico. E In non- bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a voi tutti del contributo, dello spazio e della. Ma tu tanto della rimani, disponibilità. Antonello, Ecco. quindi ancora è 10 il presidente che se ne va. Grazie. E io godo perché mi prendo tutto lo spazio per me. Megalomane. Torniamo tra poco Megalomane, con Paolo accentratore. Corazon e il Salutami, meteo. Paolone. Trebimeteo.com, a tra poco. Nell'attesa, e sarà poca, breve appunto, del collegamento con trebimeteo.com, saluto anche Fabrizio che ha scritto poco fa via SMS, non via WhatsApp. Ogni tanto gli SMS riusciamo a catalogarli e farveli vedere, altri arrivano invece, e siccome abbiamo il sistema WhatsApp e non quello SMS, allora ve li racconto io. Grazie per la vostra compagnia e grazie per questo inizio settimana assolutamente scoppiettante. Adesso trebimeteo.com. Quando il sole tornerà, Caro il mio corazon, che come Eccoci. ogni settimana il lunedì ti affronto da solo, quindi non avrai modo di allegare la tua volontà di sminuire la mia figura a quella del presidente Mameli, ha capito? Caro il mio corazon, vai che ti conviene. Buongiorno Paoletto, come è andato il Buongiorno, weekend? Matteo. Allora, è andato malissimo perché ho deciso di prendere su baracche burattini e andare a passare una bella domenica al mare per fare il primo tuffo della stagione. E invece? Un freddo, Un nuvole, freddo, vento, infatti. maremoto. Ma scusa, peggio- ma chi lo dovrebbe sapere prima di partire più di te? Esatto, in teoria. Esatto. Però, Una vergogna incredibile. Però era l'unico posto in Italia dove c'erano le nuvole impreviste e me le sono beccate tutte. Dove Quindi, sei andato in Liguria? A Varazzi, Liguria, Varazze, perché e- il milanese è triste quando può andare fuori porta, va lì, vai in Liguria. Le partenze quelle 6 di mattina con l'insalata di pasta, la pasta Con fredda, pettinata e il colazione incorporata, ecco, un po' fantoziano, ho Esatto. capito. C'è già anche il coccodrillo già gonfio in macchina come Vabbè. materassino, niente, come siamo arrivati si è tornati indietro, è andata Vabbè, male. perfetto. Invece qua di nuvole qualcosa vedo affacciarsi, Bravo, esatto, e sta anche piovendo in alcuni settori della Sardegna nord-occidentale, però questi temporalini in realtà se ne stanno già andando. Quindi ho buone notizie a darvi perché la situazione in Sardegna per tutta la settimana rimarrà buona. Ho perso Bene, il mouse, bene, eccolo non ti qua. preoccupare. Allora, eccolo Ci siamo qua. noi a Oggi darti una pomeriggio mano. già questi temporali non si vedono più, se ne vanno via, il sole splenderà più o meno dappertutto. Domani giornata bella. No, ho sbagliato. E Eccolo vabbè, qua. che problema c'è, È Paoletto? lunedì. Non ti preocupare. È lunedì. È Questa il bello sarà della il diretta. martedì.
questo sarà il mercoledì, forse giovedì avremo qualche temporalino nell'interno, però ti ripeto, settimana bella, tranquilla, e le temperature che oggi sono ancora alte in realtà caleranno un pochettino. Mercoledì questa è la situazione con 28-29 gradi, quindi un caldo più che accettabile. Sì, diciamo guarda, così. perché poi quello troppo fuori dalla media diventa insopportabile. Va bene che abbiamo l'acqua e il mare, però sai com'è, non tutti possono andare a farsi un bagno, forse più una doccia sarebbe consigliato. Sì. Al di là di questo, una battuta veloce: cosa fa l'Italia con l'Uruguay domani? Molto Non ti bene. dico dov'è la mano, non ti dico Grazie dov'è a la mano sinistra. A posto, Vabbè, le previsioni io volevo, visto che fai il meteorologo, certo, non del calcio, però insomma, niente, non ti sbilanci. No, c'è da farsela sotto, è meglio star zitti e basta. Paolo Corazon ecco. è un uomo famoso in tutta Italia, non vorrebbe mai rovinarsi la carriera per una previsione sbagliata sul calcio, soprattutto. Sul meteo può farlo tutti i giorni, ma sul calcio, mai. Bravo, Grazie Paolo, a venerdì. Ciao, buona giornata, buona settimana. Ciao a te. Paolo Corazon è uno straordinario collaboratore, non so, tu credo conosca perché è famosissimo e quindi è uno dei meteorologi più simpatici che io conosca, devo dire la verità. Sicuramente. E quindi è un piacere sempre collaborare con lui e con trebimeteo.com, che troveremo venerdì. Invece adesso, per tornare a noi, se in regia poi avete o troverete quello spot dell'anno scorso legato all'Avis e riusciamo a mandarlo prima della fine, io sarei felice. Ce l'abbiamo, va bene, allora tra poco lo mandiamo. Intanto con Antonello Carta, che è il presidente regionale dell'Avis, continuiamo a parlare di come il sangue e l'essere donatore serva, quanti casi e quanta gente viene raggiunta e quindi aiutata grazie all'Avis e ai donatori, 32.000 donatori dell'Avis. L'associazione, per quello che rilevano anche i nostri riferimenti istituzionali, dell'assessorato della sanità, dei centri istituzionali, svolge un ruolo importante in Sardegna così come su base nazionale. Basti pensare che sostanzialmente il 72-73% di tutto il sangue che si raccoglie in Sardegna, ripeto, come ho detto poc'anzi, o è raccolto direttamente dall'Avis o comunque sia è raccolto, lo spot sta andando. Sì, nel frattempo vediamo anche lo spot. Molto bellino, grazie. O comunque sia viene raccolto su indicazioni, su sensibilizzazioni di donatori che l'Avis avvia ai centri trasfusionali. Quindi è una rete che ha una sua oggettiva complessità, è una rete che diciamo è indispensabile, è una delle gambe su cui si fonda tutto il funzionamento del sistema sanitario regionale, che ha una sua oggettiva indispensabilità. Dicevo prima, fai anche una buona colazione, infatti lo spot finisce con questo ragazzo con in mano un cornetto. Noi lo chiamiamo un sobrio rinfresco. È un sobrio rinfresco, mica tanto. Mia madre è stata donatrice di sangue Avis e la prima cosa che mi ha detto è: fallo perché fai del bene, ma fallo anche perché ti fa bene, perché esci ristorato. Assolutamente, sotto questo aspetto grazie anche a tua mamma, a tutti, ripeto, i donatori uno per uno, singolarmente, perché sono delle azioni che effettivamente sono indispensabili. Noi siamo affezionati un po' a un concetto: il sistema funziona perché i donatori ci sono, il sangue viene raccolto e il sangue, quando capita una qualunque necessità, lo troviamo. Proviamo ad immaginare se non lo trovassimo. Proviamo ad immaginare se per qualunque motivo, dalla circostanza più delicata alla circostanza anche più banale, noi non trovassimo il pane in un panificio. Sì, ma guarda, quindi, andando anche quindi, più insomma, sul banale, innanzitutto pensiamo a quanti hanno bisogno di trasfusioni ogni giorno e quindi vivono aspettando che il proprio sangue possa essere ripulito con del sangue buono, e questa è una condanna, nel senso che è una patologia che nessuno si sceglie, ma quando arriva devi affrontarla, e in questo modo, solo attraverso sacche di sangue e i tanti donatori, si può garantire a uno che ha bisogno di fare dialisi ogni giorno di potersi ripulire. E la seconda cosa che dicevo, più banale, è un po' come quando ci va via l'acqua dai rubinetti. Sembra che l'acqua, quando alzi il rubinetto o comunque lo apri, debba essere lì, ed è lì perché è normale che ci sia, ma il giorno che non c'è ti rendi conto di quante cose non puoi fare. È così con il sangue: se sei uno che aspetta il proprio sangue e non arriva, è la stessa cosa, la sensazione è quella. C'è un'attività continua, un lavoro anche molto molto anonimo, giustamente, però che ha una sua oggettiva rilevanza, quindi è un aspetto non secondario. L'hai sottolineato tu, come dire,
egoisticamente, non voglio usare un termine esagerato, c'è anche un ritorno di utilità per il donatore, perché ha la possibilità di mantenere un po' anche la sua salute sotto controllo. È fondamentale ripeterla questa cosa, perché magari uno non ci pensa, però non dico tipo ragazzo di campagna Pozzetto, adesso sono sicuro che il DJ Fabietto andrà a cercare la scena, ma se non fosse va bene uguale, perché c'è poco tempo, dove arriva e chiede scusi quant'è che lo fate il sangue a litro? 15.000, me ne tolga 5 litri, ma perché aveva bisogno di soldi. Aveva bisogno di soldi perché era un ragazzo di campagna squattrinato, no? No, non per questo motivo, ci vogliono altri spiriti e un altro concetto dietro, e sono sicuro c'è tra l'altro la tessera, no? Uno è tesserato Avis, come si può dire così? Che noi socio. auspichiamo sempre è che appunto c'è il socio ACI e il socio Avis, com'è? C'è il socio Avis, c'è anche il socio ACI, e questo dà la possibilità peraltro di avere un riscontro molto 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 opportuno, perché il Centro Nazionale del Sangue dà proprio un'indicazione espressa, perché per la tutela del ricevente ovviamente tutte le donazioni devono essere appunto... No, un attimo, scusa un secondo, no, in regia prendete solo la scena giusta, perché voglio sentirla, non come film, non la voglio solo vedere ma la voglio anche sentire, quindi tra poco come finisce Antonello la mandiamo, dai. E quindi sostanzialmente noi dobbiamo fare in modo che tutte le donazioni vengano da donatori abituali, per una scelta un po' di vita, una regolarità, una tranquillità, e soprattutto per una tutela del ricevente. Ognuno di noi ovviamente, nel caso malaugurato in cui dovesse trovarsi dall'altra parte della situazione, dovrebbe avere e avrebbe diritto ad un prodotto, usare un termine come dire improprio, commerciale, ma esatto, quantomeno tra virgolette di assoluta certezza. Quindi la necessità di associare i donatori e di renderli abituali negli intendimenti e nella quotidianità dell'attività associativa. Bene, allora abbiamo giusto qualche secondo, andiamo a far vedere questa scena meravigliosa che abbiamo citato da ragazzo di campagna. Quanto lo pagate il sangue al litro? 40.000. Ah, 40. Me ne tolga 3 litri. Ah, 3, ecco, vedi. Va bene. Io ho fallito. Sì, in mano ai soldi, però lui è un po' sbattutello. In effetti io ho diminuito la cifra e ho aumentato il numero di litri da togliere. Ho detto 15.000 5 litri. Ma era ovviamente per far capire, insomma, che la cosa non si racchiude intorno a una cifra. No, fortunatamente le quantità sono molto più compatibili, certo. sopportabili. Quanto si toglie? Normalmente tra 420 e 430, e sono protocolli sanitari assolutamente controllatissimi. Allora, noi abbiamo campo. finito il tempo. Sì, certo, questa è ovviamente una parodia anche del donatore di sangue, quella che ha fatto Pozzetto, il mitico, il ragazzo di campagna. Donare è sempre un qualcosa che porta allo spirito e a noi stessi a sentirci un po' più utili in una società che guarda sempre troppo spesso e sempre di più al proprio orticello. Cerchiamo di guardare anche fuori dal nostro orticello, siccome essere donatori di sangue non costa niente se non qualche ora, e se sei un dipendente hai anche il permesso per andare a farlo pagato dall'azienda o perlomeno certificato, non togli niente a nessuno. Fatelo anche in questi mesi, luglio e agosto, dove si fa sempre un po' più fatica perché si va in vacanza, perché magari c'è l'impegno dietro l'angolo, comunque l'estate induce ad avere meno contributi. Andate a donare il sangue. Grazie ad Antonello Carta. Grazie a voi Matteo, non aggiungo niente, hai detto tutto in maniera pressoché perfetta. Ci vediamo domani mattina alle 8 puntuali, oppure stasera se vi siete persi qualcosa la replica su Sardegna 3 alle 21, su Sardegna 1 all'1 di notte. Grazie a Stefano Perra, Gigi Perra e DJ Fabietto, grazie di cuore a voi che siete sempre lì a permetterci di essere qui per quanto ci riguarda. Tanti baci, a domani.